sì, io passavo di qui per caso, no? E guarda un po' anche nei giorni in versione pasquale, ebbene sì, è tutto un magna magna. Oggi è mercoledì, ma andiamo in replica, è proprio il giorno di Pasqua, questa domenica. Allora buona Pasqua da Sammy Varin, da tutta la redazione di Radio Libertà, ma soprattutto buona Pasqua perché è tutto un magna magna, diciamocelo. I giorni intorno alla Pasqua, compreso e soprattutto il lunedì di Pasquetta, sono le tradizioni anche dei territori, la famosa gita di Pasquetta con il bel tempo finalmente, e quindi la possibilità di portare amici, parenti un po' in giro, magari approfittando di qualche festa, di qualche sagra di paese, quelle poco frequentate, non quelle famosissime a livello nazionale o internazionale. No, 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 qui c'è soltanto roba buona, genuina. E allora facciamo qualche esempio che riguarda non soltanto queste ore, ma anche le prossime settimane, per appuntarvi sul calendario quelle che potrebbero essere le gite di primavera, senza spendere un occhio della testa di questi tempi, no, 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 ma magari vedendo anche la zona, conoscendo le tradizioni, i monumenti di quella zona. Partiamo dal Piemonte, siamo a Borgomanero, in provincia di Novara, perché sabato 18 aprile, mettete in calendario, torna il Mercato della Terra delle Colline Novaresi, promosso da Slow Food presso il Collegio Don Bosco in Viale Savio 9 dalle 10 alle 21, il 18 aprile, in occasione della Fiera del Giusto. Vi aspettano oltre 20 piccoli produttori locali e artigiani del cibo per una spesa con le eccellenze del territorio e con prodotti locali a chilometro giusto. Correlata al mercato, l'area ristoro con piatti tipici, birre artigianali, una festa dello stare insieme all'insegna dell'inclusione con moltissime associazioni e realtà borgomaneresi di Borgomanero, ma di tutto il territorio, laboratori di apprendimento e micro eventi, attività per grandi e piccini, ci sarà il truccabimbi, la magia itinerante, insomma c'è da portarci tutta la famiglia. Mercato della Terra Borgomanero Novara, sabato 18 aprile. Sempre in quei giorni a Tradate, in provincia di Varese, se avete una moto o un motorino, ma anche la bicicletta si può? Oh, c'è la moto benedizione. Il 12 aprile a Tradate Varese ci si ritrova alle 9 in Piazza Mercato a Tradate, si fa colazione insieme, poi alle 11 la benedizione delle moto e il motogiro. Se restate lì alle 12:30 c'è l'aperitivo con panini, salamella. Dai, che bella idea, signori, lo dico a mio figlio Elia, ci va con il suo ciao. 12 aprile, Tradate Varese, la moto benedizione. Se amate bere, Calici tra le mura non è una semplice fiera del vino, è un evento unico, un'esperienza che nasce dall'incontro tra grande enologia, eccellenze gastronomiche e una location straordinaria. Passeggiando all'interno delle antiche mura di Pizzighettone, una delle location più suggestive della Lombardia, vivrete un vero e proprio tour tra gusto, storia, atmosfera, dove ogni calice accompagna il visitatore in un viaggio sensoriale senza tempo, un evento pensato per chi ama il vino, per chi cerca qualità, per chi desidera trascorrere una giornata speciale in un contesto affascinante e fuori dal comune. Avete segnato sabato 25 e domenica 26 aprile a Pizzighettone, in provincia di Cremona, Fiere dell'Adda. Sicuramente interessante sia per chi beve sia per quelli che non bevono. Dove andiamo? Andiamo a Isola della Scala, in provincia di Verona. Il Carnevale 2026, che uno dice ma perché questa sta arrivando a Isola della Scala, non lo sapevate? Domenica 12 aprile, colori, maschere, carri, tutta l'energia di una giornata da vivere insieme. Non è soltanto tutto un magna magna, è tutto un carnevale, non finisce mai. Domenica 12 aprile, da Viale del Lavoro fino al Prapiganzo, ore 14:30, sfileranno carri e maschere con gli stand gastronomici aperti e il tradizionale risotto all'isolana. Isola della Scala, Verona,
domenica 12 aprile dalle 14:30. Non è finita anche da Cassano Magnago, la Betlemme della Lega, ma anche dove abito io. Da martedì 7 a domenica 12 aprile, presso la sede cittadina delle ACLI in via 24 maggio, sarà allestita una mostra, l'importante contributo delle donne nel redigere la Costituzione italiana. Diritti sognati e non ancora realizzati. Il filo conduttore di questa iniziativa, la cui inaugurazione è prevista martedì 7 aprile alle 20:45. Tutta la cittadinanza è invitata, ma anche voi che ci ascoltate da fuori. L'importante contributo delle donne nel redigere la nostra Costituzione, da martedì 7 a domenica 12 aprile a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Il Medioevo torna a Lonigo, signori. Che cos'è? Preparati a varcare i cancelli del tempo. Si chiama Leonicus, alla corte di Guglielmo della Scala. È pronto ad accogliervi per la sua 12ª edizione. C'è ancora tempo, ma meglio metterlo già in calendario. 17, 18, 19 luglio al Parco Ippodromo di Lonigo, in provincia di Vicenza, a partire dalle 18. Rievocazioni storiche che ti catapulteranno nel 1400. Mercati medievali tra artigianato e sapori d'epoca. Spettacoli che toglieranno il fiato. Giostre medievali tra cavalieri in armatura. Locande e taverne per banchettare come un nobile della corte. Signori, se amate il genere, Leonicus, Lonigo, Vicenza. Scrivetelo 17, 18, 19 luglio. Appuntamenti da non scordare sui territori, le feste e le sagre del territorio, la storica 25 aprile dalle 10 alle 20 nello splendido scenario del castello Anguissola Scotti Gonzaga di Agazzano, in provincia di Piacenza, la 15ª edizione della manifestazione Agazzano Giornata Fantasy, dedicata al mondo del Signore degli Anelli e al fantasy in generale. Un evento organizzato dalla manifestazione di Agazzano Giornata Fantasy, svolta al castello di Agazzano il 25 aprile. Siamo ormai alla 14ª edizione. Una bellissima idea per ritornare indietro nel tempo, con animazione per bambini, per chi segue poi quelle saghe, ad Agazzano, Piacenza, sabato 25 aprile dalle 10 alle 20 presso il Castello Gonzaga. Il vino chiama e Fornovo risponde. Sta arrivando For Wine, un evento che profuma di calici al tramonto, brindisi tra amici, sapori che ti fanno dire ok, ne voglio ancora. 30 cantine selezionate, eccellenze gastronomiche, street food, ingresso libero e gratuito, il kit per le degustazioni illimitate, 15 euro. E allora, ragazzi, è caso di segnarlo in calendario? Sì, For Wine, 18-19 aprile, sabato e domenica, Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo. Vi sto dando buone notizie dopo questa giornata all'insegna della tristezza, delle terribili notizie della rassegna stampa. Dove andiamo? Andiamo a Gerenzano, in provincia di Varese, perché questo weekend, giustamente, dove vuoi andare con quello che costa il gasolio e la benzina? Stiamocene a casa, ma a Gerenzano c'è la festa siciliana. Se non avete avuto i soldi per prendere un pullman o un aereo per andare in Sicilia in questi giorni, non è veramente il caso con questi costi, 4, 5, 6 aprile, Gerenzano Varese, Parco degli Aironi, ingresso libero a Vucciria Sicilia Street Food, la festa siciliana per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia con prodotti tipici del territorio. Non aggiungo altro, ma avete capito tutto. Il mercatino dell'artigianato, ragazzi miei, siamo a Camaiore e anche lì, provincia di Lucca, ma è anche una bella idea farci una visita. La prossima data è il 26 aprile, poi ci sarà il 24 maggio, comune di Camaiore, mercato dell'antiquariato e dell'artigianato. La festa patronale nel quartiere Torresina di Roma,
12 aprile presso il parcheggio di Viale Indro Montanelli, la banda musicale, la processione, l'intrattenimento con la musica dagli anni 50 agli anni 90, la lotteria, i fuochi artificiali, organizzata dalla parrocchia Santa Faustina Kowalska della Divina Misericordia, la festa patronale il 12 aprile a quartiere Torresina di Roma. Il Palio del Casale, l'Italia che si ritrova, qui siamo nella storia chiaramente del territorio, una storia che unisce l'Italia il 16 e 17 maggio a Cicciano, in provincia di Napoli. Eventi, feste, sagre, appuntamenti da non scordare, perché no, anche cose un po' pazze, e questa veramente è a Mosciano Sant'Angelo, signori, in provincia di Pescara. L'associazione Il Borgo presenta la Corsa Pazza. 20 giugno, aguzza l'ingegno, costruisci la tua minicar. Non glielo devo dire a mio figlio, ragazzi, questo mi fa andare fino a Pescara. La Corsa Pazza, Mosciano Sant'Angelo, Pescara, 20 giugno. Anche qui non aggiungiamo altro. Sette Camini è nell'Interland di Roma, vi aspetta a Sette Camini l'associazione L'Arte e il Tempo della Clessidra per festeggiare il centenario della parrocchia 8, 9, 10 di maggio, Sette Camini. E se siete ambulanti, prenotate il vostro spazio, eventi, spettacoli, area food, mercatino per stare insieme e soprattutto per aiutare chi crede e valorizza il proprio territorio. E fatemeli salutare gli ambulanti, ce ne sono tantissimi che ascoltano Radio Libertà, perché in DAB ci si porta in giro per l'Italia senza problemi. Sto per andarmene, ma a Cerda, in provincia di Palermo, che cos'è? Oh, la sagra del carciofo. E chi lo sapeva mai? Sagra del carciofo di Cerda, Palermo, 25 aprile. Sappiatelo, anche qui, signori, magari per qualche motivo ci siete già in zona e sapete che si mangia il carciofo di Cerda, che non è un carciofo normale, è di Cerda. D'accordo, me ne vado, mi fermo, vi ho fatto venire fame. Buona Pasqua da Sammy Varin, ovunque voi siate, a chi si muove, a chi resta a casa, a chi magari approfitta di qualche festa, di qualche sagra del territorio per mangiare bene e spendere poco. Da Sammy Varin è tutto, grazie a Francesco in regia, ma è una minaccia. Ritorno. No, se è lunedì di Pasquetta no, non torno, ma se mi seguite in diretta che è mercoledì, sì, domani alle 7:30. Avete ascoltato